Cosa avviene adesso quando ci rechiamo al pronto soccorso? Adesso inteso come tempo del Covid, dove sono cambiati davvero molti protocolli di sicurezza, soprattutto nell'accettazione dei pazienti. Abbiamo un filtro pre-Covid, pre-triage. Allora, prima dell'accesso del triage, già dall'emergenza Covid, abbiamo all'ingresso del personale formato che misura la temperatura corporea e fa alcune domande all'utenza, alcune domande finalizzate alla comprensione di possibili malattie che possono relazionarsi col Covid. Questo è un pre-triage che viene fatto, diciamo, prima del triage vero e proprio, e serve a definire due percorsi, diciamo quello pulito e quello, diciamo, infetto, in modo tale che già nella nostra sala di attesa, già da mesi, abbiamo la possibilità di separare i due tipi di utenti, tutti forniti comunque di mascherina. Negli utenti, gli utenti che devono fare una valutazione da parte di un infermiere preposto per l'area Covid, c'è un ulteriore triage interno per definire il percorso e il codice triage da attribuire, e a tutti quanti, se diciamo la sintomatologia e lo score attribuito è di una particolare entità, vengono fatti degli esami del sangue, i raggi del torace, una valutazione da parte del medico, anche eventualmente con un'ecografia del torace e il tampone naturalmente. Abbiamo visto sanitari uscire veramente bardati come se fosse Covid, e qualcuno ha chiamato in redazione spaventato su Covid. In realtà di cosa si tratta? No, allora voglio tranquillizzare tutti quanti, perché questo fa parte del nostro pronto soccorso. Allora, quando la centrale operativa, cioè il 118, ci avvisa che dobbiamo andare a prendere una persona, un paziente che ha febbre, ecco, il protocollo diciamo permette una garanzia ulteriore, è un protocollo di sorveglianza per cui i nostri, diciamo, soccorritori escono appunto così bardati, ma è una protezione, insomma, personale e per tutelare appunto il paziente. Come sempre, la raccomandazione è di recarsi al pronto soccorso soltanto se veramente urgente. Mascherina, pulizia delle mani e distanziamento fanno il resto.